ride the half pass without losing the balance. È uno dei tecnici più importanti nel panorama mondiale per la disciplina dressage ed è giudice internazionale a 5 stelle per questa disciplina. Isabella Wessels ha guidato nei giorni scorsi uno stage presso il centro equestre veneto riservato alle giovani promesse della nazionale italiana. Siamo proprio contenti di ospitare nella nostra regione questo stage organizzato dalla FISE nazionale. È riservato ai cavalieri emergenti, i primi della ranking list italiana per la qualifica europea. È davvero interessantissimo vedere all'opera un tecnico del livello di Isabel Wessels che è riuscita a ottenere dei risultati fantastici nella sua carriera di amazzone, nonché di tecnico e di giudice internazionale. A vederla all'opera è davvero molto interessante e si apprende, ogni parola ha un senso. L'abbiamo avvicinata per capire come sta lavorando con questi ragazzi. Ho lavorato con cavalieri junior e young rider per prepararli alle competizioni internazionali e correggendo il loro assetto, le loro tecniche di monta e verificando che il movimento del binomio migliorasse per ottenere dei punti di giudizio superiori. Come ha trovato la preparazione di questi ragazzi? Il mio giudizio è molto positivo, un feedback assolutamente positivo, sono entusiasta di come hanno lavorato, una partecipazione estremamente entusiasta, hanno reso il mio lavoro più facile. Il Dipartimento Dressage sta lavorando da anni per allargare la base dei praticanti e con la nuova presidenza della FISE nazionale viene rilanciato questo obiettivo. Le linee direttrici del Dipartimento e della Federazione Italiana Sport Equestri sono di incentivare la base e quindi di aumentare proprio i numeri degli appassionati e soprattutto dei ragazzi che si impegnano nella disciplina del dressage. Promuovere lo sport equestre in generale, questo è sicuramente uno degli obiettivi principali. E secondo obiettivo non meno importante del primo è quello di migliorare le prestazioni dei nostri atleti e quindi di rendere ancora più forti le nostre squadre nazionali. Abbiamo avvicinato 2 giovani amazzoni che stanno emergendo nel panorama nazionale ed internazionale. Giovani atlete che affiancano allo studio la passione per questo sport. Mi piacciono le emozioni che si provano sempre, perché comunque ogni volta che sali in sella, sia che sia un allenamento, cioè almeno per me, sia che sia una gara, è sempre un'emozione unica che ti distrae da tutto l'altro e poi fai la cosa che ti piace e cerchi sempre di farla al meglio. I tuoi punti di forza? Non lo so, cioè non penso tanto ai miei punti di forza, perché penso cerco di fare le cose come mi vengono e se devo migliorare qualcosa di migliorarlo. Penso che uno dei miei punti di forza in gara è che io non sono abbastanza fredda e che sempre prima della gara comunque mi viene ho sempre voglia di dare il meglio. Mia, sei la campionessa italiana per quanto riguarda la tua categoria dei pony. Raccontaci com'è andata la gara che ti ha visto vincere appunto il campionato italiano. Allora è stato molto difficile per me perché i campi gara posso dire che sono stati i più difficili che abbia fatto perché e non pensavo appunto che andasse così bene, però dopo quando sono entrata in campo anche il pony mi ha aiutato e sono riuscita a fare il meglio. Perché consiglieresti a un tuo coetaneo questo sport? Allora consiglierei a un mio coetaneo questo sport perché è una sensazione bellissima e anche io quando avevo iniziato avevo tanta paura dei cavalli e non riuscivo ad avvicinarmi. Andando avanti ho capito che più stai con i cavalli e ci lavori e più è una sensazione bella e crei un rapporto con il tuo cavallo. Uno stage che ha portato a raffinare la tecnica dei ragazzi ma che diventa importante anche per i tecnici della federazione. È la prima volta che abbiamo un aiuto così perché ci dà delle indicazioni su come migliorare le performance, su come migliorare il punteggio anche solo di mezzo punto percentuale che tante volte vuol dire 7-8 posizioni in classifica.
cioè a livello di un campionato europeo dove partono 50-55 pony, in un punto percentuale ce ne sono 10, quindi avere un giudice di questa esperienza che ti dice qua puoi guadagnare mezzo punto, qua stai attento a non perderlo, può essere entrare in finale o no.